cooperative che si confrontavano nello stesso mercato, evidentemente a danno del produttore, perché poi la competizione purtroppo si trasforma in competizione in primis sul prezzo, e gli allora presidenti Balazzo e Poyer insomma, hanno avuto una grande lungimiranza, quella di cercare di riunire queste due importanti realtà. Stiamo parlando del 2001 e da qui nasce la Trivicentine, quindi 14 anni di storia, ma di fatto un centinaio, perché le due cooperative che hanno dato origine a questa insomma, hanno un centinaio di anni di storia. Partiamo dal risultato finale. L'anno scorso abbiamo fatto 72 milioni di euro di fatturato e di fatto insomma, operiamo su 3 stabilimenti, questo qui dove ci troviamo in Versalvido, che è il principale e sarà il nostro unico stabilimento in futuro, in quanto insomma, coerenti con quelle che saranno le nostre forze. L'intento è quello di riunire tutto in questo sito. Abbiamo un stabilimento di Bassano e uno stabilimento di fatto di produzione dove produciamo il latte fresco e il yogurt da bere a Trento. L'incidenza insomma, del fatturato per prodotto è il 40% lo fa l'Asiago, il 40% lo fa il Grana Padano, il rimanente lo fa il latte fresco con insomma, la linea dei freschissimi. Una cosa importantissima è quella che il consorzio Agrifo, insomma, la cooperativa di secondo grado Agrifo, fa per noi insomma, all'estero, per cui di fatto possiamo dire di essere presenti in tutto il mondo. No? Facciamo con i semiduri, quando dico semiduri sto parlando principalmente d'Asiago, attraverso una rete di agenti e anche direttamente tutto il territorio, e con i freschi, con il latte e con insomma, i prodotti freschi, che può essere la ricotta, il burro e quant'altro, di fatto siamo leader qui in provincia, che non è una provincia facile perché abbiamo un grosso competitor qui a pochi chilometri e poi abbiamo avuto l'infiltrazione di altre aziende che insomma la competitività all'interno della provincia su questo mercato non è poca. Questa è una cooperativa che ha di fatto circa 400 soci, adesso il numero preciso, insomma siamo cresciuti molto nell'ultimo anno, nel senso che abbiamo avuto circa 55 soci nuovi che credono in questo progetto, perché io continuo a dire che prima di portare il latte bisogna portare un credo, che è quello, lo spirito cooperativistico e soprattutto un credo in quelli che sono i mezzi che ha questa cooperativa. Laboratorio controllo qualità. Qui stiamo analizzando la panna che manderemo per ottenere il burro confezionato a marchio nostro. Questo è uno strumento per la determinazione dell'acqua presente all'interno del latte. Ogni giorno il processo produttivo inizia con il casaro che viene a leggere le piastre e verifica la produzione del giorno precedente e da lì parte con eventuali ulteriori sanificazioni il giorno successivo. E in questa sala abbiamo la lavorazione e l'innovazione con tutta la tecnologia per la produzione dell'Asiago fresco DOP e la tradizione con le reggiane in rame per la produzione dell'Asiago stagionato DOP. Ossia immerso in queste vasche dove sempre con soluzione salina di acqua e sale le forme sono immerse e giornalmente gli operatori compiono questo movimento di rotazione in modo che tutta la superficie della forma possa venire a contatto con la soluzione salina.
Questo è il formaggio asiago stagionato prodotto con le reggiane in rame. Siamo il magazzino dell'asiago stagionato dove sosta il nostro prodotto su di piani in legno per permettere una maturazione migliore. In questo magazzino facciamo anche un'altra tipologia di prodotto denominata Castelgrotta. È un formaggio che viene fatto stagionare in una grotta, in un rifugio antiaereo di schio naturale, e deve stagionare minimo 5 mesi in questo rifugio e dopo torna, lo puliamo e lo commercializziamo con il nome di Castelgrotta. Otteniamo questo prodotto che è stato 5 mesi nel rifugio antiaereo di schio. Vediamo che attualmente insomma, ci fa da ottimo parcheggio e di fatto insomma, prevederebbe la logistica distributiva. Adesso abbiamo esternizzato. Sento tanta responsabilità e sento di essere privilegiato. Innanzitutto alla fine io sono un allevatore e insomma, a me piace mungere, mi piace stare in stalla e insomma, e qui ho la possibilità insomma, di crescere anche come persona e insomma, sono sempre piaciute le responsabilità e sento questa responsabilità in maniera positiva. Insomma, ecco, mi sono sempre messo in discussione fin dalle scuole medie quando facevo il capoclasse. Ma siamo non legati al territorio di più, noi per scelta non possiamo delocalizzare, viviamo qui e attraverso il lavoro dei nostri soci penso anche che valorizziamo questo territorio. Insomma, ecco. I momenti belli spero siano i prossimi, nel senso che quelli che sono stati con tonalità di bianco e anche di qualche colore scuro, però insomma porto in serbo un entusiasmo per pensare che il giorno più bello deve ancora esserci. Insomma, ecco. Qual è secondo te la ricetta della buona e vera cooperazione? Ma secondo me non c'è una ricetta unica, nel senso che io posso portare qual è la buona ricetta per cui in Latterie Vicentine si è orgogliosi di essere soci. Latterie Vicentine oggi con grande responsabilità è amministrata da un gruppo quasi, cioè uso un parolone, un gruppo di amici e questo fa sì che siamo un gruppo compatto e ci fa superare anche delle difficoltà enormi che abbiamo vissuto. Perché so che alle spalle è un gruppo di persone che credono nel sottoscritto e io credo nella loro insomma, collaborazione, perché la cosa bella è anche quella che noi attraverso un'attività intensissima di riunioni, di comitati, di consigli di amministrazione siamo riusciti a condividere tutte le scelte, quelle belle e quelle meno belle, e questo ci fa sentire forti. 50 soci nuovi sono arrivati perché questa cosa si respira fuori. Poi il più grande orgoglio che provo da presidente della Latterie Vicentine, che è una grande cooperativa, è quella di far sentire in famiglia. Qui l'attenzione al socio è quasi maniacale, per cui tutti possono dire la sua, tutti possono essere ascoltati e questo fa sì che si respiri un buon clima, sia le cose belle che quelle meno belle, a volte dalle critiche insomma, che si possono ricevere nascono delle grandi opportunità, no? Per cui insomma ecco, in Latterie Vicentine in questo momento si respira questo clima